Da costo a risorsa, i residui della depurazione nel territorio agrigentino diventeranno fertilizzanti da utilizzare nella coltivazione dei terreni. Girgenti Acque apre una nuova frontiera. L'iniziativa è stata presentata oggi alle Stoai. Si è elaborato un programma che è quello di utilizzare questi fanghi, che sono una materia biologica molto ricca, per lo spandimento sui terreni. Naturalmente questo secondo le norme, effettuando le opportune analisi sia dei terreni che dei fanghi e cercando di capire se se c'è compatibilità tra i fanghi e i terreni. Solo allora si utilizzeranno. Riteniamo che questo può essere anche un incentivo per le imprese agricole, perché evidentemente abbattendo i costi di conduzione dell'impresa, quindi con un minore utilizzo di fertilizzante, avendo questa materia praticamente gratis all'interno della propria azienda, sicuramente si abbattono i costi, dicevo, e questo può rendere l'attività sicuramente più incentiva, cioè avere una redditività maggiore, e questo potrebbe sicuramente far crescere l'agricoltura in provincia di Agrigento. Il primo passo è stato compiuto, la sottoscrizione di una convenzione fra la società che gestisce ad Agrigento il servizio idrico integrato e Confagricoltura. Assieme a Girgenti Acque, gestore di alcuni depuratori in provincia, abbiamo avviato questa forma di collaborazione, questa convenzione che possa far sì che il nostro associato, che poi sarà l'utente finale, possa usufruire gratuitamente di questa materia organica. Se ne gioverà allora l'agricoltore, se ne gioverà anche l'ambiente e quindi anche il consumatore finale. Ma senta, alla fine siamo quello che mangiamo e mangiamo quello che mettiamo nei terreni, quindi ritornare a concimare con sostanze organiche al posto dei chimici che negli ultimi anni, nell'ultimo ventennio hanno anche caricato eccessivamente i nostri terreni, credo che possa essere importante, quindi ritornare alla sostanza organica per avere anche dei prodotti migliori e più salutistici. Nel corso del convegno riflettori puntati anche sulla reazione del sottosuolo rispetto all'utilizzo dei fanghi biologici. A parlarne è stato un professore universitario. Il suolo non è soltanto quello che ci fornisce il grano o che ci fornisce gli ortaggi o che sostiene l'olivicoltura o la viticoltura. Il suolo serve anche a purificare le acque, per esempio. Il suolo contiene delle risorse biologiche, il suolo contiene delle risorse genetiche, e allora andare ad inficiare quelle che sono, o sopprimere addirittura, quelle che sono le qualità del suolo per interventi sbagliati, non deprime soltanto la capacità che ha il suolo di produrre alimenti, ma deprime anche tutte le altre capacità del suolo, che è quello di fornire servizi ecosistemici.